Un piano di rientro per le attività sociosanitarie presentato dal Comitato dei Sindaci del Distretto 4, un atto di impegno recepito appieno dalla Regione Veneto che lo ha tradotto in una delibera, precisamente la 1205 e il conseguente finanziamento straordinario di oltre 4 milioni di euro che va a chiudere la difficile partita che ha messo a dura prova i bilanci in rosso del passato. Questi 4 milioni serviranno non solo a continuare i servizi come li avevamo programmati anni fa, ma anche per dare la stessa omogeneità di azione nel territorio dell'Alta Padovana a tutti i 258.000 abitanti. La riorganizzazione prevede tutta una serie di nuovi regolamenti di compartecipazione, ma anche di riorganizzazione dei servizi, come già fatto con l'area minori. Volevo ringraziare ovviamente l'assessore regionale Lanzarin, anche l'assessore Marcatto per aver mantenuto la parola data ai 28 comuni, anche a più volte incontrati con gli assessori per riuscire a trovare la quadratura del cerchio rispetto a quel deficit che era nato nel passaggio tra la ex ULSS 15 e l'ULSS 6 Euganea.